200 anni oggi. Il 13 ottobre 1822 moriva Antonio Canova, considerato dai contemporanei il più grande artista vivente. Fu celebrato come colui che aveva riportato la scultura a quelle vette sublimi che si riteneva spettassero solo al periodo classico. L'uomo, l'artista, il collezionista, il diplomatico sono i tanti aspetti messi in luce per la prima volta dalla mostra Io Canova, genio europeo, con cui i musei civici di Bassano gli rendono omaggio. Circa 140 opere tra sculture, dipinti, disegni e libri preziosi. Una mostra che sarà visitabile da sabato 15 ottobre fino al 26 febbraio. Un'esposizione curata da Mario Guderzo e Giuseppe Pavanello, con opere presentate al pubblico per la prima volta. E intanto arrivano al culmine le celebrazioni anche nella sua Possagno che gli aveva dato i natali nel 1757. Mostre, pubblicazioni e lavori. Il 16 ottobre alle 11 il vescovo di Treviso, Michele Tomasi, presiderà la messa al Tempio. A seguire sarà inaugurata la casa natale dell'artista. Nel pomeriggio alle 18:30 il presidente della Fondazione Canova Vittorio Sgarbi terrà una lectio magistralis arricchita da brani musicali.